Cresce l'allarme Covid in provincia di Agrigento, come del resto in tutta la Sicilia, dopo che solo ieri si sono addirittura registrati oltre 1.600 nuovi casi. Nell'Agrigentino i segnalati dall'ASP sono 56, con quasi 900 persone attualmente positive, tra i ricoverati e quelli in isolamento domiciliare. Ma va detto che c'è anche un numero estremamente basso di tamponi, solo 229 dato ASP, sugli oltre 9.000 processati in tutta la Sicilia, dato della regione. E tra i 229 il rapporto tra i casi positivi sui test processati è prossimo al 25%, una percentuale altissima e di gran lunga più alta alla media regionale che si attesta intorno al 14%. Ma in queste ore rischia di esplodere il caso dell'ospedale San Giovanni di Dio, dove, ma dall'ASP si attendono conferme o precisazioni, ci sarebbe un aumento vertiginoso di casi anche tra medici, personale infermieristico e pazienti, a causa di una pericolosa commistione tra reparti Covid e non Covid. Il problema è noto: anziché realizzare, come si era pensato di fare mesi fa, una sola struttura Covid in provincia di Agrigento all'ospedale Parlapiano di Ribera, si è scelto di riservare posto Covid in tutti gli ospedali del territorio. Che non ci fossero dei contagi era quindi pressoché impossibile. Pare ci siano almeno 7 positivi in medicina, almeno 2 infermieri positivi al pronto soccorso, 3 positivi contagiati all'interno del reparto in cardiologia e 1 in lungodegenza. Altri casi si sono verificati in ortopedia e nel laboratorio di analisi. La tensione tra il personale è dunque piuttosto alta, eppure gli stessi responsabili delle unità operative lo hanno fatto presente ai vertici dell'azienda.